Devo dire che assisto con un po' di stupore, anzi molto stupore, di molti leader politici che parlano in questa campagna come se fossero arrivati ieri mattina da Marte e non avessero avuto invece dei ruoli fondamentali nel fallimento della Seconda Repubblica, quindi credo che sia veramente improponibile pensare che le stesse persone che hanno gestito in ruoli diversi, in posizioni diverse questo fallimento siano poi i gestori della Terza Repubblica. Non ha peli sulla lingua Luca Cordero di Montezemolo e parla senza imbarazzi. Il presidente di Italia Futura arriva in Veneto per sostenere i candidati della lista civica di Mario Monti. Ad accogliere l'imprenditore in teatro a Vicenza è la capolista alla Camera Ilaria Capua, che subito ironizza: se Berlusconi restituisce l'IMU agli italiani, perché non promettiamo una Ferrari per ogni voto? Montezemolo è cauto, sì va bene, ma cominciamo con uno sportello, risate in sala e si inizia, con i contenuti, quelli che contano, a cominciare dalle riforme ormai inevitabili per riportare a galla l'Italia invischiata in una crisi feroce. Se non riformiamo lo Stato con meno procedure, meno passaggi, meno province, Camera e Senato, tutte queste cose, tutto il resto sono delle belle affermazioni giuste ma che lasciano il tempo che trovano. C'è bisogno di una riforma elettorale, di una legge contro la corruzione, bisogna abolire le province e tagliare i costi della politica. Ecco l'ABC di Montezemolo per rilanciare il paese. E poi abbattere il debito pubblico, ridurre la pressione fiscale che tocca la vetta del 68% e che, con i ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, è la principale causa della chiusura delle aziende italiane. Dunque, per Montezemolo, largo alle liberalizzazioni. E poi serve una politica costruttiva, non quella stagnante degli ultimi anni. Per questo c'è bisogno di una reazione, c'è bisogno di rinnovare, a cominciare dai parlamentari. Perché io lo dico con rispetto ma con convinzione, c'è troppa gente in Parlamento che non merita di rappresentare i cittadini italiani.